Abbiamo sentito quel rumore fortissimo, la mia bambina è stata spaventata che piangeva e siamo venute fuori. Tanta paura perché se non c'era questo, come si chiama, questo albero, questo contenitore qua, veniva qua in muro nostro. Eu pensava que aquela máquina era entrato na minha casa. All'indomani della tragedia, in via Guizza, Covolo di Pederobba, restano la paura e i segni di una traiettoria micidiale, quella costata la vita a un giovane di 25 anni, Taki Nabil, residente a Caerano di San Marco, gravissimo in ospedale il 57enne che si trovava con lui, un italiano di Montebelluna. Sono da poco passate le 21, i due uomini sono a bordo di una Volkswagen Polo intestata al padre del più giovane, direzione Crocetta del Montello. Prima l'auto sbanda e per poco non finisce nel cortile dell'abitazione di Felipe e Regina, poi carambola in centro alla carreggiata. Accorrono i residenti, si fermano altri automobilisti. La scena è surreale, entrambi gli uomini sono a terra, tutti e due sbalzati dall'abitacolo. Il 25enne è esanime. Era tutti e due fuori dalla macchina, non sapevamo quale guidava. Non c'è un modo da capire. Non c'è conferma quindi su chi fosse alla guida. I carabinieri attendono e sperano che il 57enne, una volta risvegliato dal coma farmacologico, possa dare indicazioni. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo e si procede come da prassi con i test per verificare l'assunzione di alcol o droghe. Vista la dinamica, sospettata principale è l'alta velocità, quasi certo il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. Di origine nordafricana, cresciuto a Caserta, Taki era nella Marca dal 2020, operaio e creator digitale. Il 25enne viveva a Caerano in una palazzina di via Montegrappa. Shock al bar Kennedy nel centro del paese, dove il ragazzo aveva diversi amici, mentre il vicino Andrea lo ricorda così. Bravissimo, gentilissimo, rispettoso, mai avuto problemi, mai avuto assolutamente niente.